Amici del futsal, benvenuti qui al Palasport di Fasano da parte di Stefano Semerano, pronto a raccontarvi il derby tutto pugliese tra Itria e GS Defender Giovinazzo, valida per il campionato di Serie A2 Elite Girone B. Scarica dietro per Piscitelli che allarga su Divanei, attaccato in pressing, riesce a scaricare su Di Benedetto che trova Divanei, Fusco, la respinta il sinistro! Tanche sulla banda destra, riesce a scaricare per Di Benedetto che perde il pallone con Fanelli che lo recupera, salta Tanche, si accentra il destro! Fanelli in anticipo su Di Benedetto, prova ad accentrarsi, c'è tutto solo Semeraro, il destro da parte di Fanelli, deviazione miracolosa da parte di Lanotte, sempre di prima. Prova ad alzare il pallone, anticipato Palumbo da Ricci, che prova a centrarsi, scarica su Miuli, ha un po' di spazio, scarica ancora per Ricci, il destro! Fanfulla, punta Ricci, centrale per Menini, ha un po' di spazio, prova il destro, si distende Fusco. Pressato con la suola, va a servire Ricci, involontariamente palla al centro per Fanelli! Occasione Itria. Fanelli è defilato sul secondo palo, Segovia prova a entrare al centro. Semeraro batte al centro e c'è la deviazione in rete di Segovia, vantaggio Itria al 5 minuti e 15 secondi dal termine, Itria 1, Giovinazzo 0. Ancora Di Benedetto, ancora Divanei, pesca al centro dell'area Palumbo ed è 1-1. Pareggio del Giovinazzo con Palumbo, ancora power play. Divanei prova subito a cercare Tanche, ancora Menini, Menini per Tanche, a tu per tu con Fusco, il sinistro e c'è il vantaggio del Giovinazzo. Tanche, Menini, ritornando a fare pali, Fusco recupera la palla Segovia, salta Menini, Segovia, ancora Segovia, il destro, miracolo di Lanotte. Segovia prova la conclusione, respinge Menini, Segovia ancora in possesso di palla per Fanelli, il destro, ancora respinge Davinei, ancora da Versa, respinge il Tanche, da distanza centra la porta per il 3-1, Giovinazzo, doppietta di il Tanche. Da Versa, 1 minuto al termine, Fanelli prova centrale per Semeraro e la rete del 3-2 accorcia l'Itria a 57 secondi dal termine. Semeraro, o il recupero giusto, una parte del Giovinazzo, e Segovia pressato da Menini in fase di attacco. Segovia riesce a servire Semeraro, ancora Segovia, ancora Menini che riesce a recuperare il pallone, Tanca, ancora Menini, porta libera il destro e c'è il 4-2 per il Giovinazzo. Negli ultimi 5 minuti effettivi è successo di tutto e termina tra Itria e Giovinazzo, vince il Giovinazzo 4-2.